Perché prima il Veneto a Chioggia? Ma ho scelto il Veneto proprio perché avevo fiducia di questo, mi ha dato fiducia per poter lavorare, per poter chiedere quello che Chioggia ha bisogno, che ha bisogno in questo momento, che ha bisogno di aprire un consorzio per lavoro, ha bisogno di agricoltura, di risistemare la nostra agricoltura. È una città d'arte, è una spiaggia molto poco conosciuta, ma abbiamo la spiaggia più grande d'Europa, se vogliamo vedere. Cioè, Chioggia ha tante cose da poter risolvere. Basta solo avere buona volontà e attraverso questo partito cercherò veramente di avere l'appoggio per poter fare tutte queste cose qui. Perché Chioggia veramente ha bisogno di essere un po' costruita, di essere, di dare questo consorzio. Il mio punto di vista è il consorzio per poter far lavorare questi pescatori, che non vedo il motivo perché la pesca qui a Chioggia dei vongoli veraci sia abusiva, cioè non vedo il motivo, visto che ce l'hanno seminati, dobbiamo raccogliere, c'è pericolo di questi giovani che vanno a pescare, che vanno a lavorare e vengono presi a martellate, perché non è una pesca abusiva che non è giusto, non trovo giusto. Quindi attraverso questo consorzio spero di portare lavoro, economia, che oltre alle navi che entreranno a fare scalo qui, le navi passeggere, perché abbiamo già visto che adesso vogliono far lavorare anche il porto, per fortuna, dopo tutti i milioni che è stato, abbiamo fatto un bellissimo porto, cerchiamo di farlo lavorare anche a quello, portando delle navi passeggere, avendo un pochettino manco di turismo qui a Chioggia, faranno qui, andranno a Venezia non con, al mio punto di vista, dopo sarà tutto da vedere, non andranno a Venezia col pullman, se fanno il scalo qui a Chioggia, ma andranno direttamente, diciamo, a prendere il vaporetto che faremo Palestrina, San Pietro, vedranno, insomma, faranno un bel viaggio prima di arrivare a Venezia.